breve sosta e saremo pronti a ripartire tra poco. Sosta effettuata con tanto di rifornimento carburante che era necessario, pronti a ripartire dall'area di servizio Savanano, autostrada A12, percorso Genova-Roma. Chilometro 197, prossima uscita Rosignano Marittimo, 9 km, dopodiché dopo 4 km terminerà l'autostrada A12, il tratto autostradale, e si passerà sulla variante Aurelia. Galleria Santa Luce, 146 metri. Chilometro 199. In questo momento sono le ore 14 e 16 minuti. Chilometro 200. Viadotto Poggio Iberna, 2518 metri. Pipistrello, 359 metri. Viadotto Gonnellino, 698 metri, in avvicinamento uscita Rosignano Marittimo, dopodiché ci sarà la barriera di Rosignano. Per chi mi ha seguito nelle ultime puntate del Real Time 4K sa che in questo viaggio mi sono scordato il mio dispositivo Telepass, quindi toccherà pagare il casello normale. Uscita a Rosignano Marittimo in questo momento sulla destra. L'ingresso, l'ultima barriera di ingresso era quella di Torino sulla A6.
quindi questo pedaggio terrà conto. Tra l'altro in questa barriera è dove è successo il tragico incidente all'inizio di quest'estate. Potrei pagare in contanti e basta. Buongiorno. Solo contanti, vero? Ah, anche con la carta? No, grazie. Grazie, arrivederci. La bellezza di 42,50 € da Torino a Rosignano Marittimo. Quindi ultimi 4 km dell'autostrada A12, sì, ultimi 3 di fatto ormai. Sono 268 i chilometri che mancano per arrivare alla fine dell'autostrada A12 corrispondenza di Roma, allacciamento con l'autostrada A91 Roma-Fiumicino. Al chilometro 210 termina il tratto autostradale dell'autostrada A12, tratto settentrionale. Siamo entrati nella cosiddetta variante Aurelia, chilometro 283, lasciato in questo momento chilometro 282, subito uscita Cecina Nord. San Pietro in Palazzi, Volterra, Vada, Castellina Marittima, Rosignano, Solvay raggiungibili dall'uscita Cecina Nord, in questo momento sulla destra. Sarà superstrada sino a Grosseto. Dopodiché tra Grosseto e Tarquinia un po' di alternanza tra tratti a doppia corsia e tratti a corsia singola. Dopodiché si riprenderà l'autostrada A12 in avvicinamento uscita Cecina Centro. In questo momento il chilometro 280.
24, la temperatura esterna è 27 gradi, comunque fa caldo. Area di servizio Cecina. No, se questo riesce a spostarsi, lo so, è difficile rimanere a destra, è difficile. Avvicinamento uscita La California Cecina Sud, Bibbona Cecina Sud, raggiungibili dall'uscita La California. Proprio tra 2 settimane e 2 giorni partirò per un viaggio di 10 giorni in California, non solo California, anche un po' di Nevada, un po' di Arizona e anche un po' di Utah, dove avrò appunto occasione di filmare nuove strade negli Stati Uniti. Al chilometro 273. esattamente 250 i chilometri che mancano per raggiungere l'autostrada A91 Roma-Fiumicino.
asfalto non ottimale, questo tratto della variante Aurelia. Uscita Donoratico. Cavalcavia sulla linea ferroviaria Genova-Roma. In questo momento il chilometro 260. Avvicinamento uscita San Vincenzo Nord, San Vincenzo Populonia Baratti e l'itinerario turistico verso la costa e i siti archeologici nella zona raggiungibili dall'uscita San Vincenzo Nord, in questo momento sulla destra. Viadotto delle Rose. Galleria San Carlo.
sud. Prima area di servizio San Vincenzo, Fossolo, area di servizio San Vincenzo sulla destra in questo momento. Fondo veramente dissestato.
125 km a raggiungere l'autostrada A91 Roma-Fiumicino.
dura prova le sospensioni mentre transitiamo nella galleria Caccia Grande, viadotto Val dell'Olmo, 231 metri. Cosa fa questo in corsia di sorpasso? Forse anche per lui il fondo è troppo dissestato. Infatti si transita meglio in corsia di sorpasso. Galleria Val Querceto, viadotto Val Querceto, e lasciamo in questo momento il chilometro 230. Galleria Poggio Fornelle, 522 Valle della Petraia, Galleria Poggio Bastione. Viadotto Val dell'Ala, viadotto il Martellino, Galleria il Martellino. Viadotto Morticino, uscita Follonica Est, Massa Marittima, Castiglione della Pescaia, il centro di Follonica e Punta Ala, le località raggiungibili dall'uscita Follonica Est. Viadotto Pecora, 250 metri. Avvicinamento area di servizio Scarlino. Uscita Scarlino, sempre Massa Marittima, Castiglione della Pescaia, Punta Ala e il porto turistico di Scarlino, raggiungibili dall'uscita Scarlino in questo momento sulla destra.
esattamente i 200 i chilometri che ci mancano per arrivare a Roma in corrispondenza dell'allacciamento con l'autostrada A91 Roma-Fiumicino, in avvicinamento uscita Gavorrano, in questo momento sulla destra. Manca ormai molto a raggiungere Grosseto.
entriamo in questo momento nel chilometro 200. Chilometro 200, strada statale 1 Aurelia. Quindi grosso modo più o meno sono 200 i chilometri che ci mancano ad arrivare nell'area urbana di Roma, 182 quelli che mancano all'allaccio con l'autostrada A91 Roma Fiumicino. Braccagni in questo momento sulla destra. Servizio Braccagni, adesso sulla destra. Siamo ormai quasi arrivati a Grosseto. All'orizzonte Monte Argentario.
della Toscana meridionale. Marina di Grosseto, la zona industriale Castiglione della Pescaia, tra le località raggiungibili dall'uscita Grosseto Nord. In questo momento sulla destra iniziamo quindi il tratto tangenziale della città di Grosseto, mentre stiamo percorrendo in questo momento il chilometro 187. Da cui è possibile prendere la strada statale 223 di Paganico. Incidente gravissimo nell'altra carreggiata, macchina distrutta. Strada statale 223 di Paganico, appunto, per raggiungere Siena, strada filmata e pubblicata sul canale. Che stiamo passando in questo momento iniziamo a transitare, se non ricordo male, su quello che dovrebbe essere il viadotto Ombrone, 3 chilometri di viadotto. Nuovamente nell'autostrada A12 a Tarquinia, dopodiché sono 162 km per arrivare all'autostrada A91 Roma-Fiumicino, circa 180 poi chilometri per arrivare nell'area urbana di Roma, al di fuori delle mura aureliane.
Genova-Roma. No, non è possibile un'immissione del genere. Non è possibile, ragazzi. A parte che non si sente il clacson di quest'auto. Termina, dicevo, questa terza fase del percorso Genova-Roma. Ho fatto Genova-La Spezia, La Spezia-Livorno, Livorno-Grosseto. Inizia la quarta fase, Grosseto-Tarquinia. Alberese. Ore 15:12. A raso eliminato. Ed eccoci alla prima riduzione a una corsia da quando siamo partiti da Genova. In realtà la riduzione non è più presente, anche questo è un vecchio incrocio a raso eliminato. Contestualmente avrebbero dovuto eliminare la segnaletica verticale che preavvisava della riduzione di corsia. Questa riduzione è effettivamente presente. Questa sembra in effetti presente, svincolo sulla sinistra per Cupi.
autostradano 21 Roma-Fiumicino, mentre stiamo percorrendo in questo momento il chilometro 167, strada statale 1 Aurelia, direzione Roma. Parco naturale della Maremma.
praticamente sono stati eliminati una serie di incroci a raso. Area di servizio Fonte Blanda sulla destra. In questo momento il chilometro 155. Siamo ormai vicini a Orbetello, principale località nel contesto del Monte Argentario. Probabilmente il punto della penisola italiana con le caratteristiche naturali più simili quelle della Corsica e della Sardegna, oltre che dell'arcipelago toscano. Davanti a noi chiusa la corsia di sinistra. Rallentamento. Mi stanno proprio rifacendo le carreggiate o la carreggiata. Per Albinia Giannella, da cui è possibile raggiungere l'Argentario, l'Isola del Giglio, Saturnia, Orvieto, Porto Santo Stefano e Manciano. Stiamo percorrendo in questo momento il chilometro 150.
per Manciano, Scansano. Svincolo sulla destra per la zona artigianale di Campolungo. Tanto qualche goccia di pioggia, mentre lasciamo il chilometro 145. Di incroci con incanalamenti, avvicinamento uscita Orbetello. Monte Argentario, l'ospedale di Orbetello e Porto Santo Stefano, raggiungibili dall'uscita Orbetello. Quando riprenderemo la A12 mi toccherà farmi la bellezza di 3 barriere senza telepass. Sapete infatti che nel tratto meridionale Roma-Tarquinia della A12 il pedaggio è aperto con barriera a pedaggio fisso, mentre siamo in avvicinamento all'uscita per Ansedonia. E lasciamo in questo momento il chilometro 140. Seconda uscita per Ansedonia. E nuovo restringimento a una corsia.
scordo che sto registrando un video. Di Torba, intanto abbiamo Super Bomber nell'altra carreggiata che ha superato sulla parte zebrata. Lasciamo il chilometro 135, se non sbaglio sono ancora 30 i chilometri prima di ritornare in A12. Sulla destra per la marina di Capalbio. Serie di incroci a raso, siamo nella zona di Capalbio. Non è possibile immettersi così, però c'è la corsia di accelerazione. Mamma mia ragazzi, intanto davanti a noi si scorge un Volvo con sorpasso con doppia riga. Passo, almeno mi tolgo questa 500. Svincolo per Capalbio in avvicinamento.
110 km esatti all'autostrada A91 Roma-Fiumicino. Ore 15:40. Chilometro 125 lasciato in questo momento. Svincolo per Chiarone, Scalo, Pescia, Fiorentina. La doppia corsia, (52 km per Civitavecchia, 123 per Roma, area urbana naturalmente. Fosso Chiarone, lasciamo la provincia di Grosseto e la regione Toscana per entrare finalmente in regione Lazio, provincia di Viterbo. Chilometro 122, sempre strada statale 1 Aurelia. Comunale di Montalto di Castro.
chilometro 120. Esattamente 100 km all'autostrada A91 Roma-Fiumicino.
praticamente rifacendo il viadotto. Tanto stiamo percorrendo gli ultimi 10 km della strada statale 1 Aurelia prima che, senza soluzione di continuità, ritorni autostrada 12 Tirrenica. Ultimi 7 km per l'esattezza. Uscita Riva dei Tarquini, ultima uscita nel contesto della viabilità non autostradale. Tarquinia, zona camping, la strada provinciale 45 litoranea, raggiungibili dall'uscita Riva dei Tarquini, in questo momento sulla destra. Chilometro 100 in questo momento, strada statale 1 Aurelia. Sono circa 80 i chilometri del tratto di A12 che inizierà tra circa 4 chilometri e ci porterà sino all'autostrada 91 Roma-Fiumicino, che prenderemo quindi in direzione Roma, svincolando poi su via Cristoforo Colombo, entrando nell'area urbana della capitale, concludendo quindi il nostro viaggio che è partito da Genova.
ritroviamo nell'autostrada A12 al chilometro 79-78 in questo momento. Delle 3 barriere a pedaggio aperto che incontreremo lungo questo tratto della A12. €1 di pedaggio per questa prima barriera. Viadotto Marta, 95 metri. Nel messaggio variabile preavviso della chiusura dell'area di servizio Corneto Ovest. Questo qua ma depilato, talmente veloce ma superato. Città Tarquinia tra 1,5 chilometri. Sono le ore 16 in questo momento, sempre domenica 22 settembre 2024, temperatura scesa leggermente a 25 gradi. Tuscania raggiungibile dall'uscita Tarquinia, prima uscita che ritroviamo una volta rientrati in A12. In questo momento sulla destra. Prossima uscita a Monte Romano tra 3 chilometri. Una seconda sosta, probabilmente mi fermerò a Tirreno Ovest.
dall'uscita, Civitavecchia Porto con annessa area di servizio Corneto Ovest che però è attualmente chiuso. Prossima uscita Civitavecchia Nord tra 8 km e mezzo. Mancanti a raggiungere Civitavecchia Nord mentre stiamo percorrendo il chilometro 60. Civitavecchia Nord, Allumiere Tolfa, Bagnini, Stigliano, oltre che il porto e il centro abitato di Civitavecchia raggiungibili dall'uscita Civitavecchia Nord. Area di servizio Tirreno Ovest tra 19 km, quindi effettueremo la seconda e ultima sosta di questo viaggio, partito da Genova. Area di parcheggio San Liborio Ovest, in questo momento sulla destra. Prossima uscita Civitavecchia Sud tra 5 km. Viadotto Infernaccio 600
45 metri. E lasciamo in questo momento il chilometro 55. Chilometri mancanti all'uscita di Civitavecchia Sud. Tra meno di un chilometro barriera di Civitavecchia. Santa Marinella e la riva di Traiano raggiungibili dall'uscita Civitavecchia Sud. Qua tocca sicuramente aspettare di più, un po' più coda in questa barriera. Andata bene in questa pista. Questo pedaggio aperto è di 2,50 €, quindi €1 la barriera di Tarquinia, 2,50 € quella di Civitavecchia. 13 km per l'area di servizio Tirreno Ovest. Santa Marinella, Santa Severa, tra 10 km. E lasciamo in questo momento il chilometro 50. Viadotto Vignacce, 135 metri. Galleria Colle Principe, 355 metri. Viadotto Santa Maria Morgana, 170 metri. Chilometri mancanti alla prossima uscita Santa Marinella, Santa Severa.
velox di tutto e rallentano apposta. Avvicinamento uscita Santa Marinella, Santa Severa, castello di Santa Severa, i monti della Tolfa, tra le località raggiungibili dall'uscita Santa Marinella, Santa Severa, in questo momento sulla destra, tra un paio di chilometri area di servizio Tirreno Ovest, presso la quale effettueremo la nostra seconda e ultima sosta di questo viaggio. Prossima uscita Cerveteri Ladispoli, tra 13 km. Lasciamo il chilometro 40. Siamo grosso modo a metà della percorrenza del tratto meridionale della A12. Breve sosta e saremo pronti a ripartire in men che non si dica. Eccoci pronti a ripartire, sosta effettuata. Tanto si sta intensificando sempre di più il traffico. Purtroppo sono un attimo bloccato da un camper che si è messo qua dietro. Mamma mia ragazzi, la gente andare in autostrada la domenica, il weekend in generale, è proprio un suicidio. Ferrarino. Facciamo ragazzi, dai, su. Ore 16:25, cerchiamo di finire il nostro viaggio Genova-Roma. Rientriamo al chilometro 39, subito lasciato chilometro 38, prossima uscita Cerveteri Ladispoli, 11 km. Area di servizio Arrone Ovest, tra poco meno di 30 km. Tra 1 chilometro area di parcheggio Alberobello Ovest. Di aver fatto in tempo a salvarmi dal traffico un po' più intenso che caratterizza l'entrata a Roma la domenica sera.
Arcieri, il lago di Bracciano, Necropoli e Crusta. Tra le località raggiungibili dall'uscita Cerveteri, la Dispoli, mentre iniziano i primi rallentamenti, mentre arriviamo al chilometro 27. Tra 12 km. Corrispondenza dello svincolo di Torri in Pietra, poi è possibile prendere nuovamente la strada statale 1 Aurelia per arrivare nella zona di Roma Nord, direttamente Roma Nord. Diciamo la zona nord-ovest, ad esempio Vaticano, Valle Aurelia, quei quartieri lì, diciamo la parte settentrionale del percorso della linea A. Eh sì, abbiamo proprio a tutti gli effetti i primi rallentamenti. Area di parcheggio Il Pineto Ovest tra 4 km e mezzo. Sicuramente questa sarà la zona un po' più trafficata, in quanto dopo Torri in Pietra il traffico potrebbe diminuire leggermente, un grosso flusso di veicoli proseguirà sulla Aurelia. Diciamo che è anche la via più breve poi per raggiungere il grande raccordo anulare, evitando di rimanere in A12 e proseguire sulla A91, quindi risparmiandosi diciamo una barriera di pedaggio. Chilometri mancanti a Torri in Pietra. L'autobus in sorpasso. In questo momento al chilometro 20. Area di parcheggio Il Pineto Ovest sulla destra in questo momento.
17. Percorrenza al momento. Città Torre in Pietra in questo momento sulla destra, ultimi 15 km. Maccarese Fregene tra 2 km. E si intravede già la segnaletica di preavviso dell'ultima delle 3 barriere a pedaggio aperto di questo tratto della A12, la barriera di Roma Ovest. Quindi tocca pagare pure questa. Non devo mai più dimenticarmi il Telepass. Altri 2,50 €, quindi 2 barriere da 2,50 € e una da 1 euro, totale 6 € il costo del pedaggio del transito di questi 80 km, il tratto meridionale della A12. Rispetto alla media dei pedaggi italiani non è nemmeno eccessivo. Tra 1,5 km
quasi paralleli alle piste dell'aeroporto di Fiumicino. Sta 16.34 sia a destra sia a sinistra. Ultimi 3 chilometri. Allargamento a 3 corsie per gli ultimi 2 chilometri. Chilometro dell'autostrada A12 che abbiamo visto nel suo intero percorso, è possibile futuro percorso una volta che sarà completa, da Genova a Roma, e siamo quindi arrivati all'allacciamento con l'autostrada A91 Roma-Fiumicino. Competenza, ed eccoci nell'autostrada A91 Roma Fiumicino, direzione Roma Centro. Subito sulla destra uscita per la Fiera di Roma. Che con segnaletica sul canale trovate ovviamente l'autostrada A91 in entrambe le direzioni, ma trovate anche il percorso da Livorno a Roma se lo volete rivedere con segnaletica, come trovate pure la direzione opposta nei tratti Roma Civitavecchia, Tarquinia, Civitavecchia Grosseto, Livorno. Oltre che ovviamente il tratto della A12 Livorno-Genova. Stiamo percorrendo in questo momento il chilometro 10, autostrada A91 Roma Fiumicino Aeroporto.
punto, svincolo di allacciamento con il grande raccordo anulare, in particolare tra 700 metri la carreggiata esterna per andare a prendere la A1 in direzione Napoli. Restringimento a 2 corsie di marcia davanti a noi, cominciamo a rimetterci a destra. E uscita per il grande raccordo anulare, carreggiata interna, direzione A1 Firenze. Questo è un restringimento molto pericoloso, estremamente pericoloso. Come vedete, ognuno fa un po' quello che vuole qua la mattina. Mi chiedo come non adeguino il restringimento. Siamo quindi nel tratto interno al raccordo anulare dell'autostrada A91, area di servizio Magliana Sud sulla destra. Abbiamo un bomber col BM che si butta, lui li supera tutti. Tra 700 metri uscita Magliana Vecchia, Parco dei Medici. Magliana Vecchia, adesso il tratto dell'Ansa del Tevere. Autostrada A91 Roma Fiumicino, direzione Roma Centro, viadotto Ansa del Tevere, 109 metri. Secondo viadotto Ansa del Tevere, 480 metri. Ultimi 3 chilometri ed eccoci al viadotto della Scala, caratteristica costruzione dell'ingegner Riccardo Morandi, che progettò anche il vecchio viadotto Polcevera. Singolare che questo viaggio Genova-Roma sia più o meno iniziato corrispondenza del nuovo viadotto Polcevera, che ha sostituito il suo dopo il crollo, e termina praticamente col viadotto della Scala, sempre da lui progettato in avvicinamento uscita a Roma Centro, via della Magliana Trastevere. Proseguiamo direzione Roma Eur Ostiense, prenderemo via Cristoforo Colombo. Termina in questo momento la competenza ANAS dell'autostrada A91 Roma Fiumicino. Ultimo chilometro,
l'autostrada A91 prima del viadotto della Magliana. Abbiamo un'immissione poi pericolosa da destra per chi si mette da via della Magliana, ed è finita di fatto l'autostrada A91 Roma-Fiumicino. Siamo sul viadotto della Magliana. Questa missione è estremamente pericolosa. Io mi domando come non accadano 50 incidenti al giorno, compreso il restringimento di prima. A noi caratteristiche, costruzioni con lo stile architettonico dell'Eur. Ore 16:54. Puntavo ad arrivare a Roma per le 5 e ho rispettato la tabella di marcia alla grande. Adesso appena arriverò a casa mi sparerò la replica del Gran Premio di Singapore. E svincoliamo per via Cristoforo Colombo. Eccoci a Roma, area urbana. Entriamo in via Cristoforo Colombo. Proseguiamo dritti. Rimaniamo sul controviale. Metterci qua. Con questo semaforo rosso di
via Cristoforo Colombo. Si chiude qui questo lunghissimo viaggio della serie Real Time 4K, probabilmente il più lungo fatto. Diciamo che anche il Milano-Trieste era piuttosto lungo, ma l'avevo diviso in due parti. Questo quindi sarà sicuramente il video più lungo. Io come sempre vi ringrazio per la compagnia anche durante questo ennesimo viaggio di Highway Italia. Tra un paio di settimane, come vi ho accennato, farò un nuovo viaggio negli Stati Uniti, nella zona ovest, e conterò di filmare molte strade interessanti. Se non siete saturi di autostrade, i video sul canale sono numerosissimi, ma ricordate come sempre, drive safe.